davvero un gran bottino. Nel penultimo turno d'andata, secondo successo di fila in Superlega per il volley Rana Verona, che nel derby veneto sul campo della Sonipar Padova si impone con un netto 3-0. Gli Scaliggi risalgono così a 18 punti in campionato, che valgono il quinto posto in solitaria, mentre i patavini sono noni a quota 10. Grande prova di squadra per i gialloblu, che non perdono concentrazione, riescono a contenere le fiammate dei padroni di casa. Zavoronok, giocatore della partita grazie a una prestazione caratterizzata da 13 punti e il 61% di positività in attacco. Molto combattuto il primo set, giocato punto a punto con continui rovesciamenti. Nel secondo, dopo l'equilibrio iniziale, i veronesi riescono ad allungare. Terzo set, Padova non scappa e Verona chiude la partita. Complimenti a Verona perché ha fatto veramente, nei momenti importanti, ha fatto veramente delle belle cose, comincia dalla battuta, sapevamo. Però farla entrare così pesantemente nei momenti importanti della partita e dei set soprattutto vuol dire avere veramente tanta confidence, tanta sicurezza e veramente bella qualità. Ai ragazzi non posso rimproverare tantissimo in realtà i nostri, perché comunque abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto tutto quello insomma, che ci hanno permesso di fare, abbiamo cercato di rimanere lì anche nei momenti di grossa difficoltà, anche quando prendevamo gli ace, anche il secondo set che loro hanno diciamo, preso un bel vantaggio. Non ci siamo arresi, abbiamo cercato di fare lo stesso e sviluppare il nostro gioco. La battuta nostra, che sicuramente non ha le loro potenzialità, però ha avuto secondo me degli ottimi equilibri, mi ha messi anche in difficoltà, abbiamo sbagliato il giusto. Tanto più di così è difficile da fare, ma evidentemente non basta contro queste squadre di altissimo livello. Il girone di regular season per l'Itas Trentino si chiude con una sconfitta in 4 set. Nelle Marche Civitanova si è imposta per 3-1. Per i gialloblu si tratta del secondo KO stagionale in campionato e ora l'Itas torna seconda in classifica, superata nuovamente da Perugia, vittoriosa su Monza. Per Sedlacek